mi indicarono lei. Guarda, è un'artista, una nuova artista, ha fatto delle cose molto belle. Ci conoscemmo, è stato un rapporto di simpatia, eccetera. La Susanna è venuta a trovarmi in studio. Da lì, insomma, poi ci si conosce, si capiscono i gusti, un po' l'amore per la poesia, per certa letteratura. Susanna si addentrava in un certo mondo di poesia, anche di testi molto particolari, di forte provocazione, di sensualità. L'album Scomposta, che è quello precedente, è un album su cui abbiamo dibattuto molto, e lei a volte simpaticamente molto verbosa. Io sono un censore e taglio, però anche lì un rapporto molto di divertimento, un po' come Mario, no? E quindi abbiamo in questi anni lavorato insieme, ci si incontra, si mettono giù le canzoni. Lei ha fatto una straordinaria musicista, conservatorio, voce straordinaria, anche maestra di canto, quindi figurati, io sono per lei una specie di diavolo profano, perché non ho studi di conservatorio, di musica, sono assolutamente un barbaro che spero avere certa conoscenza della canzone, certa conoscenza, spero, della poesia, eccetera, e quindi ci si dà una mano, e nel caso suo abbiamo composto insieme. Certo ci fu qualche tempesta, anni d'amore alla follia. 1000 volte tu dicesti basta, 1000 volte io me ne andai via. Ed ogni mobile ricorda in questa stanza senza culla i lampi e i vecchi contrasti. Non c'era più una cosa giusta, avevi perso il tuo calore ed io la febbre di conquista. Mio amore, mio dolce, mio meraviglioso amore, dall'alba chiara finché il giorno muore, ti amo ancora, sai.